Perdere col Gela fa parte un po' del percorso, un po' di tutte le squadre. Noi ci volevamo provare. Quello che è un po' è il rammarico è che abbiamo preso gol subito, potevamo tirarla un po' più a lungo e sperare di rendere una vita un po' più difficile al Gela. Non ci siamo riusciti, però comunque vada, dobbiamo dire che non è da queste partite che passa la nostra salvezza. Oggi eravamo in enorme difficoltà perché due squalificati più quello che è uno dei giocatori più importanti che abbiamo non stava al meglio, quindi chiaramente poi esce questo risultato, ma che dobbiamo soltanto accettare. Ripeto, nulla di grave, fa parte del percorso, 5 partite sono tante, daremo di tutto. Sono contento anche di come hanno approcciato il secondo tempo i ragazzi, no? Negli spogliatoi ci siamo un attimino guardati, cercare di capire come affrontarla un po' meglio anche a livello tattico e basta. Poi abbiamo affrontato il secondo tempo. I ragazzi sono impegnati, ecco, e quindi più di questo non potevamo, su un risultato già compromesso, importante non avere preso altre squalifiche e niente di più, ecco. Si pensa sicuramente di dare tutto, come daremo tutto da qui alla fine dell'anno. Sicuramente sarà una partita complessa perché il Castellammare è un avversario secondo me importante, un avversario che ha fatto un campionato tranquillo. Sarà sicuramente difficile, però noi ci vogliamo salvare perché penso che ce lo meritiamo, che i ragazzi se lo meritano e quindi faremo di tutto per portare punti via. Credo in primis nella salvezza, poi se dovesse arrivare diretta, perché ci sono ancora le chance e le possibilità per farlo, bene, altrimenti ci giocheremo una partita in più perché giocare al playout non vuol dire essere retrocessi, ecco. A Mark il mio augurio più grande di una carriera felice, piena di traguardi personali e collettivi, un ragazzo che si è meritato questa possibilità perché quando era qui ha dimostrato tanta professionalità, tanto impegno, tanti allenamenti extra e culminate poi con delle partite importanti che gli hanno concesso prima la convocazione in nazionale e poi appunto questa possibilità. L'augurio appunto di una carriera piena di soddisfazioni. Lui sa che è soltanto all'inizio e non è un punto d'arrivo e quindi avrà sempre il mio appoggio come suo allenatore del passato. Gli voglio bene, gli mando un abbraccio.